È possibile aumentare la produttività, la flessibilità e ottimizzare i costi di gestione in azienda rispondendo allo stesso tempo ai fabbisogni personali e familiari dei lavoratori. Oggi è possibile aumentare il benessere di imprese e dipendenti grazie a WelfareNet, il portale che produce benessere. Ecco come funziona. Lisa è diventata mamma da pochi mesi e ora deve rientrare al lavoro. Non riesce a trovare un asilo nido che faccia il tempo prolungato e le permetta di tornare a lavorare a tempo pieno. Così chiede a Marco, il suo datore di lavoro, di lavorare solo la mattina. Ma Marco è in difficoltà perché ha già concesso il part-time a Federica l'anno prima e non ha nessuno che tenga aperto il negozio al pomeriggio e alla sera. Marco ha provato a chiedere a Gianni, un collega di Lisa, di uscire dal lavoro più tardi, ma oltre a costargli di più, Gianni non è molto contento perché non riesce più a trovare il tempo per fare la spesa e per andare in palestra. Grazie al progetto WelfareNet, un consulente esperto interviene ed analizza le esigenze di Marco, di Lisa, di Gianni e di tutti gli altri dipendenti. Riorganizza gli orari di lavoro e attiva i servizi per i lavoratori sia in azienda che nel territorio. WelfareNet infatti ha messo in rete tutti i soggetti che a vario titolo erogano servizi che facilitano la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Questi soggetti sono enti bilaterali, comuni, cooperative di volontariato sociale e terzo settore, parti sociali, aziende che erogano servizi nel territorio. WelfareNet ha mappato i servizi esistenti a seconda delle esigenze dei lavoratori per metterli a disposizione di tutte le aziende che attivano progetti di welfare aziendale. Grazie al progetto WelfareNet, Lisa conosce altre mamme che hanno il suo stesso problema e che lavorano in aziende vicine che hanno aderito al progetto WelfareNet. Insieme decidono di portare i loro figli da Cristina, che gestisce un asilo nido e che grazie al progetto non solo ha attivato il tempo prolungato, ma offre anche uno sconto del 20% alle lavoratrici delle aziende che hanno aderito al progetto, acquisendo molti più clienti di prima. Inoltre, grazie a WelfareNet, Gianni ha scoperto che l'ente bilaterale gli rimborsa la palestra e ha trovato chi gli porta la spesa in azienda, così quando c'è bisogno può aiutare Marco fino a tardi. Marco ha capito come sfruttare al meglio i vantaggi fiscali di cui può beneficiare un'impresa che eroga servizi di welfare ai propri dipendenti e ora in azienda si respira un'altra aria. I clienti se ne sono accorti e Marco ha aumentato la produttività e il fatturato. Il sindaco ha deciso addirittura di premiarlo, perché anche grazie a lui il suo territorio ora offre molti più servizi non solo ai lavoratori del progetto, ma a tutti i cittadini del comune. Con WelfareNet ci guadagnano tutti: lavoratori, datori di lavoro, enti erogatori di servizi e il territorio in cui viviamo. Vai su welfarenet.it e richiedi l'attivazione del progetto per la tua azienda.